Questa mattina siamo in piazza Garibaldi per l'assemblea pubblica organizzata da CGIL, Pace, Lavoro, Democrazia, Giustizia Sociale. Quali sono le istanze che oggi vengono portate in piazza? Sì, giustamente come hai appena detto, pace, lavoro, democrazia e giustizia sociale fa tutto parte di quello che oggi è quello che viviamo quotidianamente, di democrazia nei posti di lavoro, bassi salari, una cosa in primis anche la pace che porterebbe un po' di tranquillità in tutto quello che abbiamo. Questo è quanto, e anche per portarci alla manifestazione del 18 di giugno che la CGIL sta organizzando a Roma. Avevamo il bisogno di uscire dai luoghi di lavoro, dalle nostre sedi, per parlare ad una platea più ampia della nostra, per confrontarci con istituzioni e associazioni che ringrazio per essere qui, perché c'è bisogno di attirare l'attenzione, letteralmente, di dare visibilità a questioni urgenti e non più rinviabili. 2 anni e mezzo di pandemia e la guerra in corso stanno avendo conseguenze drammatiche sulla parte più debole e più fragile della società e delle società, perché non si tratta soltanto della nostra, ma è un destino globale, perché globali sono state le scelte economiche e finanziarie condotte negli ultimi decenni, che non hanno fatto altro che accrescere il disagio, aumentare la povertà, incrementare lo sfruttamento ed arricchire sempre meno persone sempre più ricche. Ora è un modello che guarda al profitto, che ha stravolto e violentato il nostro ambiente e che ci ha consegnato come regalo e come esito una pandemia che ha causato la morte di milioni di persone. Una pandemia che ha messo a nudo quali erano le nostre criticità e i nostri limiti, e che è come se si fosse sollevato un tappeto e fossero usciti quintali di polvere nascoste. E ci ha reso questa pandemia consapevoli di quanta disuguaglianza e di quanta ingiustizia esiste.